Cosa la soddisfa e cosa secondo lei è l'aspetto più rilevante di questi dati? Mi soddisfa una crescita comune in tutti i territori della regione, questa è la cosa più importante, quindi non cresce solo il mare, non cresce solo la montagna, non crescono solo le città d'arte, ma cresce proprio l'intero comparto turistico del Friuli Venezia Giulia, che conferma che la promozione deve essere una promozione comune, importante e soprattutto collegata. L'altro dato che mi fa veramente piacere è vedere che il grande lavoro fatto sul piano strategico e sugli investimenti, soprattutto con gli nostri ospiti storici, quindi Germania, Austria, ha prodotto dei risultati enormi e vediamo che questi ospiti arrivano e non vanno solo al mare adesso, ma si godono la nostra regione, quindi si godono la parte enogastronomica, la parte ludica, la parte naturalistica e quindi sono presenti su tutto il territorio della nostra regione. Colpisce la crescita del mercato dell'Est e anche la crescita della Russia? La Russia torna dopo 2 anni di calo anche importante, e arriva con un più 18% e si riposiziona come quinto mercato, scusate, in Friuli Venezia Giulia. Vediamo se è un fuoco del 2017 o se il prossimo anno troverà una conferma. Sicuramente ci fa molto piacere perché sono numeri importanti. In sintesi i numeri più importanti sono questi, su un totale di più 6,8 di arrivi e più 5,6 di presenze. Se li mettiamo nei 3 macro ambiti abbiamo una montagna che cresce in maniera importante, più 7,7 di arrivi, più 7,2 di presenze, e la parte legata al mare che vede un più 6,1 e più 5% di presenze, e le città e tutti i siti del resto della regione più 7,4 e più 6,4 di presenze, per un totale che torna, come vi dicevo prima, un più 6,8 di arrivi e un più 5,6 di presenze complessive. Avete un progetto anche con Lignano? Sì, con Lignano c'è un ragionamento in piedi con il sindaco Fanotto, con Promoturismo, che vede Lignano rilanciarsi ancora di più come città che può allungare la propria stagione attraverso un importante lavoro con i concerti e con tutto quello che è il prodotto musica. In particolare il 2018 vedrà per la prima volta 3 date zero, quindi una settimana di presenza e poi il concerto iniziale di un tour. In particolare 2 sono già stati definiti, Cesare Cremonini da una parte e i Negramaro dall'altra, che saranno presenti a giugno con il loro inizio tour, prove e inizio tour, e fine maggio ci sarà la presenza di un altro importantissimo, molto importante artista italiano, su cui si stanno chiudendo adesso una serie di ragionamenti, ma questo lo vedremo nei prossimi giorni. Assessore, nel 2018 tornerà anche il Giro d'Italia in Friuli. Volevo capire un attimo quali sono le anticipazioni, cosa ci può dire, quanti giorni resterà qua la tappa rosa, se ci sarà lo Zoncolan. Ma insomma, le anticipazioni le avete già sentite, ci sarà sicuramente un arrivo, una partenza e un arrivo di tappa e una ripartenza per la tappa successiva. Questo è sicuro, vedremo adesso quali saranno. Direi che lo Zoncolan sarà presente, questo sì, con le modalità che saranno spiegate a novembre, adesso la presentazione del Giro d'Italia, quindi avremo una partenza e arrivo di una tappa interamente friulana e poi una partenza dal Friuli per una seconda tappa che invece finirà in Veneto. Mentre invece per il Crostis bisognerà aspettare ancora qualche anno? Ma il Crostis è qualcosa che per quanto mi riguarda personalmente è nel mio cuore. Io penso che il Crostis sarebbe straordinario. La problematica di natura per la sicurezza e per la percorribilità portano a dire che sarà complicato, però io non perdo la speranza da appassionato. Vedere i ciclisti lassù con la panoramica delle vette, eccetera, penso sarebbe uno spot straordinario per il Friuli e per la nostra terra.